Nei mesi scorsi la SUGI ha ritirato la delibera che attribuiva l'incarico di direttore di struttura complessa dipendente dell'Isontino. Le motivazioni riguardavano il fatto che nel fare questa delibera non si era tenuto, e nel definire quello che è il profilo professionale, non si era tenuto conto delle proroghe contenute in alcune delibere della Giunta regionale rispetto agli atti aziendali che, come ci ha ricordato l'assessore l'ultima terza commissione, sono stati prodotti dalle aziende in bozza il 27 settembre 2021. Letto il comunicato della CGIL Medici e dirigenti sanitari FVG di fine luglio, in cui si sottolinea che in Regione il 30% dei responsabili di struttura complessa sono facenti funzione, alcuni senza stabilizzazione da oltre 5 anni, e le rappresentanze esprimono forti dubbi, al di là di quelle che sono, loro dicono, le deboli giustificazioni contenute nel decreto, che a pesare ci siano state delle motivazioni, se non addirittura pressione, esterne alla logica di una corretta gestione aziendale. Ricordato che le pratiche amministrative delle procedure di selezione rappresentano un costo e un impegno per l'ente, si interroga l'assessore competente per conoscere quali sono le variazioni organizzative o i sopravvenuti vincoli legislativi o finanziari che hanno portato alla cancellazione della procedura di selezione, pur avendo già a disposizione una graduatoria. Grazie. Grazie, prego Assessore. La legge regionale 22 del 19 prevede espressamente la costituzione del Dipartimento delle Dipendenze e della Salute Mentale, costituito da strutture aziendali ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27, individuate da ciascun ente del Servizio Sanitario Regionale nel relativo atto aziendale, che si fanno carico, partecipando in relazione alle proprie peculiarità, della domanda di assistenza alla persona con dipendenze anche comportamentali ed è articolato attraverso attività, servizi e prestazioni. Ne consegue che quanto esplicitato nell'avviso pubblico per titoli e colloqui per l'affidamento di un incarico quinquennale di direttore di servizio di struttura complessa delle dipendenze, approvato con decreto dell'ottobre 2020, rileva caratteristiche specifiche nel profilo professionale della struttura complessa delle dipendenze, ma non tiene conto di quanto contenuto nella citata legge regionale ed in rispetto allo specifico dell'articolo 30, che prevede che al fine di rispondere alla crescente complessità dei bisogni sanitari e sociosanitari della persona e al fine di migliorare la presa in carico, il Servizio Sanitario Regionale, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 9, commi 5 e 6 della legge regionale 27, in attuazione al decreto del Ministero della Salute 70, sviluppa il modello organizzativo di assistenza basata sui collegamenti in rete tra professionisti, strutture aziendali e servizi. Avuto riguardo inoltre della deliberazione della Giunta regionale del febbraio 2021, numero 189, di approvazione in via definitiva del documento Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale del 21 ed in particolare ai punti 12.1 atti aziendali, nella parte in cui si prevede che entro il 31 marzo gli enti del Servizio Sanitario trasmettono ai sensi dell'articolo 54 della legge 22 alla Direzione Centrale Salute, termine poi prorogato per le cose che sono note, la proposta di atto aziendale recante la relativa disciplina di organizzazione e funzionamento ed in seguito alla delibera della Giunta del 12 marzo 2021 che ha definito il termine di 31 agosto 2021 per la trasmissione da parte degli enti della proposta di recante la disciplina di organizzazione e funzionamento di cui al comma 4 dell'articolo 54 della legge 22, è stato ritenuto cogente da parte della direzione aziendale di ravvisare pertanto la necessità di porre in essere la riorganizzazione aziendale e il nuovo assetto organizzativo con nuovi elementi che devono tenere conto di nuovi profili oggettivi e soggettivi delle seguenti discipline: farmacologia e tossicologia clinica, medicina interna, organizzazione dei servizi sanitari di base, psichiatria con lo scopo di rendere i profili aderenti al nuovo assetto organizzativo,
precisato che l'articolo 21-quinquies, comma 1 della legge 240 del 90 prevede espressamente che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, o salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca, pertanto, determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. In merito si richiamano le norme di salvaguardia dell'avviso pubblico di selezione de quo nella parte in cui testualmente prevede: l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Suttina si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare e prorogare la procedura per ragioni di pubblico interesse di non darvi corso in tutto o in parte a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi o finanziari, ovvero della variazione delle esigenze organizzative senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. In riferimento all'assetto delle strutture complesse delle aziende, si precisa che si è dato corso alla copertura di quelle vacanti in rispetto alla normativa prevista per l'atto aziendale in definizione. Grazie, prego. Consigliere Ussai. Grazie, mi reputo totalmente insoddisfatto di questa risposta. Sì, l'atto aziendale è in definizione, la bozza già ci deve essere. Io non capisco quali sono queste variazioni delle esigenze organizzative, perché viene citata anche la riforma sanitaria che ridefinisce qual è la struttura del Dipartimento delle dipendenze di salute mentale, che però è di dicembre 2019. Il decreto è del 22 ottobre 2020 e qui la cosa ancora più grave è perché dopo questo decreto è stata definita la commissione di valutazione, è stato fatto l'esame, c'era già il vincitore e l'azienda ha sospeso tutto e non ha preso atto del fatto che c'era un vincitore. Allora il mio dubbio è che evidentemente il vincitore non era gradito a questo punto, ma non si può, cioè se doveva essere sospesa prima o bisogna capire quali sono le evaluazioni organizzative che io non ho capito, perché o sopprimete quella struttura semplice, quella struttura che ha bisogno di un responsabile, struttura complessa delle dipendenze, di Isontino, o se no c'è bisogno di un direttore della struttura complessa isantina. Tra l'altro c'è una carenza di personale, soprattutto nell'Isontino per quanto riguarda queste figure, quindi bene è stato fatto l'attribuzione di un incarico, ma arrivare alla fine di un procedimento, avere già il vincitore e sospendere tutto e non si capisce qual è il motivo, ecco, lascia seri dubbi sul fatto di come si decide la nomina di un direttore e su come vengono impiegate le risorse da parte di chi dirige quell'azienda. Grazie.